Sono già quasi 15.000 i pacchetti Music and Live venduti da Turismo FVG per i 3 mega concerti dell'estate in Friuli Venezia Giulia, dallo straordinario show di Madonna che ha esaltato gli oltre 40.000 dello stadio Friuli di Udine, agli attesissimi appuntamenti, sempre sul Prato dove normalmente gioca l'Udinese, con Bruce Springsteen giovedì 23 luglio e con i Coldplay il 31 agosto. 3 momenti super organizzati magistralmente da Azalea Promotion che sono la punta di diamante di quella che il vicepresidente della regione, Luca Ciriani, poco prima dell'esibizione di Madonna ha definito un'estate unica, caratterizzata da un'offerta senza precedenti dal livello delle grandi città europee. Il concerto di Madonna è uno dei più importanti nella storia della musica pop, è da quasi un anno che lavoriamo per questi 3 mega concerti, Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay e molti altri ancora. L'abbiamo fatto in chiave di promozione turistica per il nostro territorio e ci siamo inventati un pacchetto turistico che si chiama Music and Live, proprio dedicato agli appassionati. Mi pare che il colpo d'occhio sia davvero eccezionale, speriamo sia una grande serata di divertimento per tutti. Udine, Friuli Venezia Giulia e la crocevia importante la musica rock perché attiriamo gente non solo da tutta Italia ma anche dalla vicina Slovenia, dall'Austria. Metà dei biglietti che abbiamo venduto provengono da fuori del territorio regionale, quindi è facile capire anche qual è l'indotto economico e turistico di eventi come questi. Aspettando il ritorno del boss con una puntatina al No Borders Music Festival di Tarvisio, quest'anno in arrivo anche Bregovic e Lenny Kravitz, oltre a Vinicio Capossela e Paolo Conte, è già in archivio una serata indimenticabile, una di quelle da raccontare per il resto della vita, perché ammirare Madonna dal vivo rimane un must, un'esperienza che è un mix sensuale di musica, danza, provocazione, moda, relazioni umane e spettacolo puro, un condensato di tutto. Questa è stata Madonna che nelle 2 ore in cui ha indossato 10 diversi costumi sul palco ha mantenuto altissima l'attenzione di chiunque, dai fans del Prato e della Curva ai VIP della tribuna. Dalla nuova candy shop ai grandi cult che dopo un ventennio abbondante sono sempre verdi, sempre attuali e magari rivisitati in chiave gypsy. È il caso della Isla Bonita, di Spanish Lesson o di Like a Prayer, ma nulla toglie al fascino emotivo di Get Into the Groove, Holiday, Frozen, Miles Away e del Give It To Me, che ha sancito il game over alle 23.54 dopo un'ora e 51 di intensità. Già, intensità perché non dimenticheremo il bacio prorompente ad una sua ballerina sulle note di She's Not Me, l'accenno di Billie Jean in memoria di Michael Jackson che chiama ad alta voce e soprattutto lo stop improvviso per ricordare in lacrime le vittime di Marsiglia, quegli operai travolti dal palco che stavano montando per il suo concerto subito annullato di domenica allo stadio Velodrome. Non vorrei mai essere associata alle sofferenze di qualsiasi essere umano, ha affermato Madonna, visibilmente commossa e singhiozzante. Siamo fortunati ad essere vivi, non dobbiamo sprecare il nostro tempo, ma amare chi ci ama e vivere intensamente le nostre famiglie, è stato il suo messaggio. E con le sue parole, in quegli attimi, sono volate 40.000 anime a Marsiglia. Lei, Madonna, che la prossima settimana sarà a Barcellona, ha lasciato Udine un alone di grandeur che rimarrà per sempre grazie all'impegno profuso da Turismo FVG per portarla nell'estremo nord-est d'Italia. Uno sforzo che include Springsteen e Coldplay e che sarà premiato con decine di migliaia di turisti provenienti dalle vicine Austria, Slovenia, Croazia e Germania, ma anche dal nord Europa, perfino da Tampere. Serate uniche per tutti loro, ospiti di gente unica.